Allora, intanto noi stavamo chiacchierando fuori onda, ma mi piace rendervi anche partecipi, perché poi non tutti diamo per scontato che li conoscano, che li abbiano visti. Magari uno vive nell'altopiano di Asiago, non ha avuto questa grande opportunità di vederli anche in azione. Però lei, dottore, diceva che sono tanto molto veloci, sì, e poi insomma hanno un effetto di propulsione notevole, sì, no? Quindi... Io la prima volta che li ho visti, ancora 2 o 3 anni fa, l'ho visti muoversi sul fondo, d'impatto ho pensato che fosse un pesce, perché di solito che si muove con questa velocità sono i pesci piatti, la passera, la soglia, eccetera. Poi mi sono reso conto che era il granchio, quindi velocissimo. Poi nuota, ha una tecnica di nuoto particolare, perché vabbè, nuota di fianco e usa diciamo, ha le 2 zampe posteriori a palette, insomma prende una sua forma idrodinamica e non nuota con la velocità di un pesce, ma riesce ad andare a superare ostacoli, riesce ad andare fino alla superficie dell'acqua. Delle volte si vedono nuotare sulla superficie dell'acqua, quindi sembra un fenomeno veramente, perché sono di struttura leggerissima, infatti il guscio è abbastanza sottile, quindi il rapporto potenza e struttura gli permette di essere veloce. Lei ha detto 2 cose interessanti, sono cannibali, quindi tra di loro, cioè, tipo qui, vabbè, ce ne sono di morti, però quelli vivi si potrebbero anche mangiare tra di loro, no? In terra no, in acqua sì, in terra hanno altri pensieri fuori dell'acqua, non quello di mangiare gli altri. In terra sì, in acqua si mangiano tra di loro. Ma questo non potrebbe essere anche un pensiero per trovare delle soluzioni per ridurne il numero, per eliminarli? Sì. E poi l'altra questione è, e non si potrebbero portare le vongole da un'altra parte, dove queste non ci sono? Allora, le vongole... Io non lo dico da profanissima, certo, perché lei è un allevatore, lo chiedo a lei. No, è una domanda semplice, però effettivamente è una domanda. La vongola filippina è arrivata qua circa 40 anni fa, estate del 1983. Siccome da noi c'era già una vongola che noi la chiamiamo la nostrana, si chiama Tapes decusatus, nome e cognome, la vongola europea, però non si trovava la semina. Allora dei ricercatori di un ente, tra l'altro della provincia di Venezia, con sede a Chioggia, il COSPAB, ha portato i primi lotti, e questa vongola filippina, tra l'altro da centri di riproduzione, li hanno cominciato a proteggere con le reti, come si usa, diciamo, in giro per il mondo la tecnica per allevare. Proprio, certo. Anzi, dopo, se vogliamo spendere 2 parole di cosa significa allevare o coltivare. Sì, non mi piace. Queste vongole si sono trovate così bene che nell'arco di 10 anni hanno praticamente colonizzato tutte le lagune, però ovviamente era un fatto positivo, per fortuna, perché ha generato un'economia enorme nelle lagune del Polesine, anche in Laguna di Venezia, anche se poi in anni recenti c'è stato, diciamo, un crollo quasi verticale legato anche a un altro predatore di cui si è parlato un po' meno, del murice, sarebbe una lumaca di mare. E quindi c'è stata questa esplosione. Però perché c'è stata questa esplosione? Perché le condizioni del delta del Po e delle lagune dell'Alto Adriatico in Mediterraneo sono uniche, perché ci vuole, anche per la vongola filippina, ci vuole un'acqua salmastra. Nel Mediterraneo non ci sono tutte lagune salate, c'è l'altra vongola, quella che noi appunto chiamiamo la nostrana. La filippina è stata provata in tante circostanze, nel Mediterraneo non funziona. Quindi dalle lagune nostre spostarla è praticamente impossibile. I tentativi che vengono fatti adesso dagli allevatori sono di mettere appunto dei sistemi di protezione con delle recinzioni di rete, gestirli. È chiaro che i costi di produzione sono completamente diversi, poi ci sono dei problemi anche burocratici, perché quando si avvia un nuovo sistema, allora diciamo la legge comincia a dire si può, non si può, insomma, anche perché la laguna... Poco arriva anche l'Europa. L'Europa, esatto. E comunque si tenta perché l'unica maniera è cercare di coltivarli adesso con questi sistemi di protezione. I costi sono più alti, è anche vero che però il costo, il valore di mercato è triplicato, diciamo, negli anni. Quindi spostarle, le vongole, non si può, ci si può tentare di difendere e creare delle piccole produzioni. Certo, dopo parliamo di allevamento. Segretaria, come ci ha fatto intuire chiaramente quanto è stato esposto finora, è un problema.
problema, ma per farlo capire appieno a chi non è del settore, che problema è? Un problema e poi dove si presenta? Perché l'ha già detto anche il Presidente Sindaco, è non solo Chioggia, ma è anche la zona del Polesine. È un problema sociale. Lei è segretaria nazionale, per cui... Sì, è un problema sociale. Le regioni più colpite sono il Veneto e l'Emilia Romagna oggi, però c'è anche la laguna di Orbetello, che io ho sentito alcuni allevatori della laguna di Orbetello che sono disperati. Noi parliamo in questo momento del Veneto e dell'Emilia Romagna perché è la nostra zona. Di che numeri stiamo parlando? Cosa? A livello nazionale si è già fatto una stima dei diciamo danni? che in alcune zone, cioè noi abbiamo purtroppo, come diceva sia il sindaco che il biologo, noi siamo abbiamo un terreno tra virgolette fertile per questo procrearsi, perché abbiamo le lagune. Infatti ad Orbetello è nella laguna che c'è il problema, c'è questo discorso della salinità, dell'acqua salmastra, sono stati dei fattori tra virgolette positivi per il granchio, cioè si è sentito bene, tanto che esatto. sono migliaia e migliaia i pescatori, gli allevatori. Noi abbiamo delle cooperative sia sul Delta che nell'Emilia Romagna, mandano delle foto che veramente sono da brivido perché tirano su queste casse dove non vedi una vongola ma le vedi piene di granchio blu. Allora io amo sempre dire una cosa, e questa la voglio dire ai telespettatori: noi come Pescagri CIA siamo stati i primi a luglio a, tra virgolette, essere un po' i bastian contrario di questa situazione, perché sembrava che si risolvesse tutto mangiandolo. Allora tutti chef, tutte padelle con questo granchio blu, quando poi c'è la disperazione dell'allevatore, la disperazione degli operatori. E noi abbiamo sempre detto questo, non si risolve, non possiamo noi uscire perché era Ferragosto ed era così bello ad agosto, luglio, uscire sui giornali dicendo che questo problema si risolveva mangiandolo, perché un illustre ricercatore con cui ho parlato mi ha detto: signora, sa cosa dovrebbe succedere? Che tutti gli italiani almeno una volta a settimana dovrebbero mangiare granchio blu. A tutti gli italiani, se continua questa tragedia, questo problema sociale. E allora io dico che sì, benissimo, io non lo mangio, ma non lo mangio per scelta, non perché contesto chi lo mangia, però bisogna veramente vedere questo discorso come un'emergenza sociale vera, perché abbiamo in Veneto già 1400, io tutti i giorni ho il telefono pieno di WhatsApp delle cooperative, dei consorzi che scrivono, è un problema vero, perciò non lo possiamo assolutamente minimizzare. Questo è il momento veramente di dire è un'emergenza sociale, ci sono 1400-1500 famiglie, più di 2000 Goro, Gorino, Mesola, tutta la zona dell'Emilia Romagna confinante con noi, che sono senza introiti economici, perciò noi diciamo 1000 operatori, no, sono 1000 famiglie. Ecco. Perché in quella famiglia, specialmente sul Delta o in Emilia Romagna, non va l'allevatore da solo, va anche la moglie o il figlio, perciò sono veramente famiglie allo sbando. Ecco, dopo chiedo anche a lei, Sindaco, però intanto volevo chiedere al dottor Verragnolo come allevatore. Cosa vuol dire essere allevatore innanzitutto? Per capire anche il tipo di danno, far entrare proprio le persone anche nell'attività che svolgete, e se ha dei numeri anche per farci... Dopo magari chiederò al Sindaco dei numeri per quel che riguarda Chioggia almeno. Allora, l'allevamento, normalmente chi pensa alla vongola non pensa non all'idea chiara, ha in mente più la pesca, sì. Diciamo l'idea gli va più al concetto di pesca. In realtà l'allevamento della vongola è molto simile a una cultura terrestre, cioè bisogna comprare la semina,
accudirla nella fase iniziale, esattamente come il coltivatore che o accudisce le piantine o l'allevatore zootecnico terrestre, quindi i pulcini, cioè vanno accuditi in un certo modo, e poi quando raggiunge la taglia deve essere seminata sul terreno in una certa maniera, bisogna tenere pulito il terreno, cioè è un investimento, tra l'altro è un investimento di 2 anni, da quando si comincia con la semina a quando si va in produzione minimo sono 2 anni, quindi il rischio, diciamo che l'attività potrebbe essere anche redditizia, c'è stata una fase storica, come un po' per tutte le altre linee di lavoro, in cui era un'attività piuttosto redditizia, però si sa che nell'agricoltura e la zootecnia funziona con alti e bassi, e adesso da alcuni anni siamo in una fase abbastanza critica nella quale bisogna lavorare, investire per 2 anni e poi c'è il rischio che sparisca, come è successo recentemente anche a me personalmente, venga mangiato il prodotto, e ricominciare significa avere davanti almeno 2 o 3 anni di lavoro, ecco. Quindi è un'attività esattamente come quella di un allevatore terrestre. Ma avete dei vostri appezzamenti di pesca, sì. cioè dove voi, ecco, sì. ci spieghi un attimo, conosciamo i limiti, dove ci sono questi... Abbiamo normalmente aree private, ce ne sono pochissime nelle quali viene fatto, sono tutte aree in concessione demaniale, vengono affidate o a cooperative di pescatori o aziende agricole, ma sempre formate da diversi allevatori, ognuno normalmente ha la sua superficie, un allevatore può avere mediamente 1 ettaro, un po' meno, un po' più, potrebbe essere associato a 1 ettaro, dove 1 ettaro in condizioni ottimali poteva dare, non so, 200-300 quintali di prodotto anno, nei momenti in cui funzionava tutto, prima dell'arrivo dei predatori. Purtroppo, come tutte le specie marine, quando c'è un'esplosione, come è stato per le vongole, speriamo che accada anche per il granchio blu, si innesca, all'inizio, essendo un ambiente nuovo, l'animale esplode, quindi l'allevamento diventa facile, non ci sono malattie, non ci sono predatori, però poi si innesca la cosiddetta curva predato-predatore, per cui una volta che c'è una nuova specie, poi si innescano parassiti, batteri, virus, predatori, tipo appunto il murice prima, il granchio blu adesso, e questo rende poi molto più complicato far rendere l'attività produttiva, renderla remunerativa. Certo. Sindaco, per quanto riguarda il territorio di sua competenza, quindi i suoi concittadini e quell'area lì, perché poi abbiamo capito anche dalla segretaria che la questione non si limita a questo, che tipo di danno viene causato? Perché poi tanti dicono ma sono pochi quelli che vivono di questo tipo di attività, la maggior parte è altra pesca, è così, ci spieghi un attimo? Il danno che viene causato ovviamente a chi ha degli allevamenti appunto di vongole, come diceva appunto il dottor Varagnolo, ma i danni vengono fatti anche alle reti da pesca, perché i pescatori hanno proprio detto che rompono, anche tranciano le reti da pesca, quindi ci sono anche danni ovviamente agli strumenti di lavoro che servono poi anche ai nostri pescatori. Ecco, io preciso sempre che per noi questa non è un'opportunità, ma è un alieno a tutti gli effetti. Ecco. E mi auguro veramente che al termine di questa ricerca si possa arrivare a delle soluzioni proprio per fare una battuta di caccia di questo granchio, proprio per ridurre drasticamente la presenza. Io sono seriamente preoccupato, veramente, che non ci sia un picco ancora nel mese di agosto di quest'anno, perché se così fosse, quel 99%, quel 85% di danno che hanno avuto nel delta del Po sicuramente raggiungerà il 100%. Ecco, e so che si stanno anche organizzando, ho visto anche un prototipo di gabbia, ovviamente in formato ridotto, chiaramente in scala, ma che potrebbe essere replicata ovviamente a livello di dimensioni molto più grandi, proprio per proteggere gli allevamenti. Ecco, quindi so che si stanno anche adoperando per fare questo, però ripeto, il problema c'è, esiste e va affrontato, al di là dei ristori, degli aiuti che potranno arrivare poi dal Ministero, ma questo deve essere veramente gestito come una calamità naturale che sta creando
dei grossi danni a un settore importantissimo e trainante che è il mondo della pesca. Ecco, ma secondo lei il discorso di quando è nella fase di essere tipo moecca o masenetta non potrebbe essere sfruttato, visto che le moecche hanno dei prezzi esorbitanti, sono prelibatissime, ricercate, eccetera, in questa fase qui, oppure è tutto... cioè la ricerca se n'è occupata o ci sarà quella parte di prosieguo che seguirà questa via? Dopo chiedo anche all'allevatore cosa ne pensa. Se non erro, i granchi blu hanno almeno 3 moleche all'anno, praticamente quando cambiano e diventano moleche, e fanno anche 2 o 3 cambi, diciamo, durante l'anno, quindi avremo anche la possibilità di mangiarli anche sotto forma di moleca. Io le ho assaggiate, li ho assaggiati perché i maschi sono quelli che hanno più, diciamo, carne, ecco, da mangiare, e non è cattivo, è buono, e tanto che appunto in America appunto viene commercializzato e già ovviamente consumato, però ripeto, la moleca che è nostra è anche in pericolo a colpa di questo granchio, perché la nostra moleca ovviamente verrebbe divorata da questo granchio blu, quindi anche i molecanti sono preoccupati della presenza di questo granchio blu. È chiaro che se si pescano, si mangiano, però siccome sono talmente tanti, la riproduzione è massiccia, è chiaro che credo che fai anche fatica a commercializzare tutto quello che peschi. Ecco, quindi bisogna pensare a una forma alternativa di pescare e anche se non va venduto, anche di distruzione, chiaramente. Secondo lei, dottore, è fattibile anche ipotizzare una commercializzazione, una messa a reddito di questo granchio nelle fasi, visto che ha 3 munte, no, sostanzialmente, e poi rischiamo viceversa di perdere completamente le vongole? Allora, se quello che è accaduto, se è stato un evento sporadico, quello dell'anno scorso, probabilmente nel tempo recupereremo, intendo dire non solo Chioggia, ma il Polesine soprattutto, che è stato più colpito. Se invece avverranno ancora delle riproduzioni massive, sarà difficile tenere controllata la popolazione. In ogni caso quello che si può fare è pescarlo pesantemente, non c'è alternativa. Dopo giustamente la ricerca a cui fa riferimento il nostro sindaco cerca di capire anche come si spostano, oltre alle dimensioni, quanti maschi, quante femmine, come si spostano nel territorio per domani eventualmente rendere più efficace la cattura. Una volta che vengono catturati, ce n'è allora, quelli che fanno la muta sono quelli un po' più piccoli, perché noi la classica moleca nostra è un granchio, diciamo, piccolo rispetto al granchio blu, e la moleca più grande di tanto non diventa. Viene fatta moleca quando è già un animale adulto il nostro granchio. Quindi è molto selettivo questo mestiere. Il granchio blu invece è il contrario, si fa la moleca quando è più piccolo, perché quando è piccolo fa la muta più velocemente, anche appunto quando è piccolo 4, 5, 3, comunque mediamente 3 volte all'anno. Quindi se ne può ricavare sicuramente un reddito. È un'attività che è già in essere, fondiamo quello che è un'attività che è già in essere in giro per il mondo, perché a parte il nostro caso, il granchio blu è la specie che viene utilizzata in varie parti del mondo per fare la moleca. Quindi questa possibilità, con l'esperienza dei nostri, noi li chiamiamo i molecanti, sarebbero i pescatori specializzati nel fare le moleche. Certo, sarebbe auspicabile che sparisse il granchio blu, perché alla fine, giustamente, mangia le vongole, mangia i mitili, mangia i pesci attaccati alle rete, rompe certi tipi di rete, i cosiddetti tremagli, quei reti da firma che sono leggeri, mangia appunto il nostro granchio. E alla fine non converrebbe averlo assolutamente, però se c'è, i nostri esperti produttori di moleche, Chioggia è stata la capitale per secoli della produzione di moleche, magari qualche minimo verrà fuori, insomma. Certo, siamo un po' in chiusura, chiedo anche a lei, segretaria. Quindi sono stati stanziati da parte della Regione Emilia-Romagna, se non sbaglio, dei finanziamenti, se non erro. La Regione Veneto, cosa chiedete poi voi? Allora, la Regione Veneto ha stanziato 180.000 euro e Veneto Agricoltura 54.000 euro per sperimentare, diciamo, questi recinti. Perché, come diceva sia il sindaco che il biologo, è tutta una sperimentazione, perché purtroppo è stato un evento eccezionale
Di conseguenza, mentre il governo aveva stanziato delle risorse per lo smaltimento e la cattura, perché si credeva naturalmente con una cattura e uno smaltimento massivo nel momento clou, che è stato quello di luglio e agosto, di far diminuire il prodotto. Purtroppo non è stato così, di conseguenza la cosa, diciamo, più logica è stata quella che avviene oggi, cioè sperimentare, provare come la Fondazione della Pesca, come Veneto Agricoltura, fare dei tentativi per ridurre il numero di questi granchi. Come diceva prima Maurizio, poco fa mi è arrivato questo messaggio dell'Emilia Romagna, di questa società di tutte donne, Fatalità, di questa cooperativa di donne, che hanno fatto, dietro consiglio del comandante Pignalosa della Oceanis, che è un istituto scientifico, di provare a chiudere nelle gabbie, perché lui ha sempre sostenuto, anche quest'estate, quando appunto nessuno ci credeva, che il granchio blu è cannibale. E praticamente lui ha detto: fate questa prova, fatemi la cortesia. Esatto, hanno messo dentro queste gabbie 45 granchi e alla fine, dopo una settimana, ce n'era uno. Quindi ha funzionato, insomma. Ha funzionato. Certo è che c'è una mole esagerata, insomma, però anche questo è un tentativo. Io dico che la cosa importante è provarci. Gli enti pubblici, le cooperative, gli allevatori che sono costantemente a contatto con il problema, e io sono sempre positiva nel pensiero, spero che questo trovi una soluzione, ma ripeto che la trova per tutte le famiglie che oggi sono veramente disperate perché non hanno reddito, e questo è il compito anche delle associazioni. Infatti. Presidente, Sindaco, lei che cosa dice a questo riguardo, e secondo lei sono necessari dei ristori anche, e servono poi qualcosa questi ristori, perché poi qua stiamo parlando anche di una professione, una battuta? Sicuramente sì, anche per far sopravvivere le famiglie che hanno subito ovviamente dei danni da questo granchio blu. Quindi i ristori servono comunque, ma bisognerà sicuramente lavorare, come abbiamo ampiamente detto, per ridurre la presenza del granchio blu, se non proprio cercare di eliminarlo, e poi anche di ritornare a far ripopolare gli allevamenti, perché l'onda d'urto del granchio blu la potremo vedere e constatare quest'anno. Però se già ha questi dati che dall'85 al 99% il prodotto è andato distrutto, ecco, vuol dire che ci sono intere famiglie che non avranno un reddito, e di conseguenza anche tutte le attività che sono collegate a quel prodotto che poi arriva dal nostro mare, dalla nostra laguna. Quindi, perché ricordo che il mondo della pesca, al di là dei settori, ovviamente fa vivere anche tanti altri settori, quindi ristoranti, baccari, alberghi, hotel, quindi c'è tutta una filiera accaduta, diciamo, grazie al lavoro dei nostri pescatori, vivono anche tante altre attività commerciali. Ecco, oltre al commercio, chiaramente, certo, poi il pesce va venduto, ecco, e va commercializzato, ma va anche consumato nei nostri ristoranti. Quindi se poi il prodotto ne manca, ovviamente si alzano i prezzi, perché chiaramente quel poco che magari c'è ovviamente costa, e quindi è tutta una catena che va a creare danni su danni per colpa di questo invasore, insomma, di questo alieno. Certo, grazie Sindaco. Proprio in chiusura, e pensare a un export, far business esportandolo, visto che da noi non c'è tanto la cultura della consumazione, perché per mangiarlo bisogna avere un po' di pazienza, ci vuole è un po' laborioso. Ci sono già delle iniziative in corso, ci sono delle aziende come ad esempio l'azienda di cui parlava prima Marilena, che è un'azienda di sole donne dell'Emilia Romagna, che tra l'altro hanno cominciato in tempi non sospetti a cucinarlo e spedirlo
congelato, perché è l'unica maniera per farlo arrivare negli Stati certo. Uniti è cotto e congelato. Lo mangiano anche in Cina, lo vorrebbero tanto, ma lo vogliono vivo, quindi la cosa si complica. Quindi non è l'unica azienda, sono altre aziende che si stanno interessando a questo. Sicuramente se i granchi ci sono è una maniera per valorizzare quel poco che si riesce a valorizzare di questa risorsa, però appunto non può essere l'obiettivo, cioè bisogna decidere o risorsa granchio blu o risorsa bongoli, mitili, eccetera, che è molto più remunerativa, molto assolutamente. superiore, sì. Lei vive il problema? Io sarei un allevatore, quindi l'ho vissuto io faccio parte di 2 aziende, un'azienda che fa allevamento e che quindi i danni sono stati importanti, e un'azienda che fa produzione di semina, e la gente a Goro Scardovari, che era, diciamo, la sacca di Goro era il principale bacino di utenza, si sono fermati e non hanno più acquistato la semina, quindi anche per i produttori di semina indirettamente è stato un bel problema quest'estate riuscire a fermarla, a stoccarla da qualche parte, eccetera. Certo. È un problema grande per questa economia qua. Un problema grande. Grazie dottor Varagnolo, grazie al presidente sindaco di Chioggia Mauro Almerao, grazie a Marilena Fusco, grazie a voi, segretaria Pescagricia, di averci consentito di conoscere meglio questa questione, di capire le varie sfaccettature. Ne parliamo naturalmente ancora, intanto io vi lascio alla pubblicità, noi ci vediamo dopo, grazie.